Ripartono i Black Lions dopo il terzo scudetto consecutivo di wheelchair hockey in carrozzina. La squadra mestrina, che fa parte della Polisportiva Terraglio, si presenta con grandi ambizioni per la stagione 2019-2020. Una stagione che si preannuncia molto intensa. I lagunari infatti dovranno difendere il tricolore cucito sul petto e impegnarsi su vari fronti, non solo il campionato. Ci stiamo preparando al nuovo campionato che inizierà i primi di ottobre. In tal senso, come Black Lions Venezia e Polisportiva Terraglio, abbiamo organizzato un torneo internazionale che si svolgerà a Jesolo dal 18 al 22 di settembre, al villaggio Marzotto. La squadra è nata nel 2011 e ha iniziato una grande escalation sportiva che ha incantato la città. Per i Black Lions sarà un'annata molto dura perché tutte le squadre si sono rafforzate, questo sport ormai cresce a dismisura anno dopo anno e noi saremo impegnati veramente in tanti fronti perché oltre al campionato, oltre a questo torneo internazionale, avremo la Coppa Italia e 5 dei nostri giocatori fanno parte ormai della nazionale italiana che il prossimo anno andrà a giocarsi l'Europeo in Finlandia. I Black Lions portano avanti un importante messaggio sportivo e sociale che supera ogni barriera e questa meritoria opera è stata premiata anche a Cafarsetti dopo il terzo scudetto consecutivo. Lo sport è motivo di vita e comunque anche di riscatto e fa bene sia al corpo ma soprattutto alla mente.